È iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale il 23enne di Castelfranco Veneto alla guida dell'Audi che si è scontrato con il Fiat Doblò condotto da Adriano Comin sabato lungo la regionale Postumia a Cittadella. Per Adriano Comin, 65 anni, di Caerano San Marco, non c'era stato scampo nonostante la disperata corsa in ospedale. Sul Doblò con lui viaggiavano anche il figlio e la moglie di quest'ultimo, entrambi rimasti feriti. La dinamica dell'incidente, uno scontro frontale, non è ancora chiara, per questo gli agenti della polizia locale di Cittadella stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza della zona. Sul corpo di Adriano Comin è stata disposta l'autopsia. Un sabato tragico, quello appena trascorso per le strade dell'Alta Padovana, dove intorno alle 20 è stato investito e ucciso Giorgio Grassetti, 77 anni, tabaccaio. L'uomo era uscito a piedi dal negozio poco dopo la chiusura quando è stato travolto dall'auto condotta da Massimo Biasio, consigliere comunale della città. Anche Biasio è stato iscritto nel registro degli indagati. Sul corpo dello sfortunato tabaccaio sarà eseguita l'autopsia.